Continuiamo a parlare di pomodoro da industria, ci siamo spostati sempre nel Piacentino, siamo a Podenzano e sono sempre in compagnia di Davide e Giovanna. Davide, una cosa che non abbiamo affrontato poco fa è capire se sono stati raggiunti i volumi produttivi che erano stati, diciamo, programmati ad inizio annata. Allora, come abbiamo detto precedentemente, siamo in coda fine raccolta, abbiamo ancora circa 10 giorni, i flussi stanno diminuendo rapidamente, però le previsioni è di raggiungimento dell'obiettivo, almeno come Asipo sicuramente mancherà qualche punto percentuale, per cui vuol dire che abbiamo assolto appieno agli impegni contrattuali e credo che anche in termini di distretto arriveremo a soddisfare le esigenze contrattuali di quest'anno. Questa è l'azienda di Simone Arata, vedete alle mie spalle, che sta arrivando e poi parleremo anche con lui, chiederemo anche a Simone che cosa ne pensa dell'annata e quali sono state eventualmente le criticità che hanno caratterizzato, oppure gli aspetti positivi che hanno caratterizzato questa annata. È un'azienda, come vedete, giovane, ben impostata, e meglio di lui chi può raccontare le problematiche di quest'anno? Ci sono molti giovani che si sono avvicinati alla coltura del pomodoro in quest'area? Direi di sì, specialmente nella nostra associazione la componente giovanile è molto importante e questo è un orgoglio anche. E quindi vuol dire che c'è anche la volontà e la capacità tecnica di innovazione da questo punto di vista? Di rinnovarsi, con uno spirito molto imprenditoriale, molto proiettato alla ricerca di tecnologia avanzata con impiantistica all'avanguardia. Simone, buongiorno. Allora, abbiamo anticipato alcune pochissime caratteristiche delle due aziende, solamente che siamo qua a Podenzano, che sei un giovane. Allora, raccontaci intanto la superficie investita a pomodoro della tua impresa. Io coltivo 80 ettari di pomodoro su una superficie totale coltivata di un 160-170 ettari in totale. Sono un'azienda storica che coltiva pomodoro qui in provincia di Piacenza. Com'è andata quest'anno? Una tua impressione? La campagna tutto sommato è stata positiva, a livello quantitativo che sia qualitativo. Soliti inconvenienti che si incontrano nel percorso, quest'anno abbiamo avuto 3 ondate di caldo anomale che hanno comunque compromesso un pochettino le scalarità, quindi la raccolta si è un attimino concentrata. C'è da dire che poi in un secondo tempo ci ha aiutato il tempo durante la raccolta e ci ha lasciato raccogliere, ha piovuto poco, abbiamo avuto solo un paio di eventi e quindi le fabbriche hanno ritirato il prodotto. Diciamo che problemi poi grossi, a parte in fase centrale dell'annata, non si sono riscontrati nella raccolta, quindi tutto sommato tiriamo una riga positiva. Insomma, sarà un'annata, diciamo, con una passata buona dal punto di vista organolettico. Qualitativo sicuramente, perché come poi sicuramente la gente conoscerà meglio il settore del vino, le piogge influenzano molto negativamente quello che è il grado Brix, che comunque è lo zucchero concentrato nel pomodoro. Di conseguenza le poche piogge hanno fatto sì che la solubilità della pianta e una buona concentrazione di zucchero, e quindi sicuramente come qualità siamo una delle annate eccezionali, diciamo, qui in zona, ma penso anche in Nord Italia sia stata una buona annata. Quanti giorni ti ha impegnato la raccolta del pomodoro? Ma circa una 60 di giorni, abbiamo iniziato circa dal 20 di luglio fino adesso ancora qualche giorno, alla fine di settembre. Quest'anno, ripeto, non andremo tardissimo lunghi perché non essendo state piogge. Sei in una fase conclusiva anche tu? Sì, qualche giorno abbiamo concluso. Se vuoi passare il microfono a Davide, Davide, quindi allora siamo, come abbiamo detto, veramente pochi giorni. Siamo a conclusione, insomma, di questo approfondimento sul pomodoro da industria. I volumi ci sono tutti, la qualità pare che ci sia.
per il prossimo anno, ecco, secondo te un'ipotesi di superfici investite pomodoro, resteremo sempre sulle superfici dell'anno scorso oppure secondo te ci saranno degli incrementi o delle contrazioni? Allora, ti posso dare un'opinione traendo un'analisi da quello che sono gli indicatori di mercato. Nonostante le ottime produzioni di quest'anno, le ridotte calamità per cui siamo riusciti ad ottenere i quantitativi pressoché contrattati, molto prodotto inizialmente lavorato ha coperto i contratti di vendita dell'anno precedente. Oltremodo si riuscirà a fare poca scorta, per cui le premesse per l'anno prossimo sono comunque di una campagna interessante. Poi per quanto riguarda le superfici, sono ovviamente legate ai quantitativi che le fabbriche ci andranno a richiedere, ma le premesse sono buone, sono interessanti. C'è anche da dire che sì, i quantitativi sono interessanti, ma c'è sempre da ragionare sul parametro principale che è il prezzo. E siamo veramente al termine di questa puntata, di questo approfondimento sul pomodoro da industria. Saluto i miei interlocutori, Simone che adesso deve completare il suo lavoro, grazie Davide, grazie Giovanna, qualche minuto per la pubblicità e do la linea con i frutti della terra.